Salve a tutti, oggi siamo qui all'ENAIP di Pasian di Prato dove si tiene un importante convegno sull'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali. L'organizzazione è affidata a Luca Fontana, presidente di Federsolidarietà, a cui chiediamo subito i temi, il perché di questo convegno così anche molto frequentato. Il tema è l'inserimento lavorativo, quindi di persone svantaggiate, e avviene dopo un lungo percorso assieme agli enti pubblici, un momento di incontro e di partenza. Qui oggi abbiamo gli assessori, abbiamo degli esperti nazionali ed europei di legislatura, abbiamo la presenza di moltissimi enti pubblici, i comuni in primis e poi tecnici, quindi sia la parte politica che tecnica. È un momento dove riassumiamo il percorso fatto e ci diciamo delle cose, ci diciamo soprattutto che tipo di welfare vogliamo in questa regione, quali strumenti possiamo applicare, ma soprattutto per chi. Applichiamo degli strumenti, delle politiche per le persone svantaggiate e l'inserimento di queste all'interno delle nostre comunità. Questo convegno fa il focus sul tema molto specifico dell'inserimento lavorativo, per cui avete chiamato dei tecnici a parlare. Cosa raccontano? Ci stanno a dire che la politica ha scelto attraverso delle leggi specifiche, partendo dall'Europa fino alla nostra cara Italia, di sostenere gli inserimenti lavorativi. Quindi andiamo a dire che si può fare, si possono applicare le leggi in maniera chiara e trasparente e si può sostenere la cooperazione di tipo B all'interno di un percorso del tutto legittimo con degli strumenti che esistono già e che si possono applicare. Tema di inserimento lavorativo, oggi siamo qui a Udine presso la cooperativa Alteribro, dove incontriamo la presidente Bruna Gover, che ci racconta per loro che cosa significa fare inserimento lavorativo. Significa ogni giorno cercare di mettere insieme le due anime, no? Quella dell'essere un'impresa e quella dell'operare nel sociale. Questa in fondo è la grande sfida di tutti i giorni. Questo perché noi operiamo esattamente come una vera e propria azienda, ma al contempo inserendo al lavoro delle persone che sono in difficoltà. Noi inseriamo persone con disagio fisico, psichico, recupero delle dipendenze, detenuti, ex detenuti, questo per far capire come ogni giorno c'è un insieme omogeneo di persone che devono comunque far funzionare quella che è una vera e propria azienda. Questa alla fine è la sfida. L'inserimento lavorativo in sé, vero e proprio, vuol dire mettere ogni persona in condizione di poter sfruttare, potenziare le proprie risorse, per residue che siano, oppure scoprire risorse che la persona non pensava di avere. Molto spesso le persone in difficoltà si sperimentano molto poco. In una cooperativa sociale invece la possibilità è proprio quella di provarsi, sperimentarsi. La nostra in particolare dà la possibilità di sperimentarsi in settori molto diversi tra di loro, quindi una persona può trovare il settore in cui si sente più portato, le potenzialità vengono sviluppate e si arriva a quello che poi è lo scopo principale, no? Quello dell'autorealizzazione della persona. Una bellissima cosa, ma mi sembra anche un po' complessa dal punto di vista, diciamo, umano e professionale. Dunque servono delle professionalità particolari per praticare, diciamo, l'inserimento lavorativo, per essere efficaci ed efficienti. Molto complessa, delicata. Ogni giorno diversa perché gli ingredienti, diciamo, cambiano in continuazione, quindi è un'alchimia da creare tutti i giorni. Diciamo che quello che sono le attitudini al prossimo banalmente aiutano moltissimo. Va da sé che siamo molto supportati da tutti i servizi che seguono ciascuna persona, quindi alle spalle di ogni persona, alle spalle della storia di ogni persona c'è un servizio di riferimento che molto spesso lavora in stretta sinergia con noi per riuscire a sviluppare il percorso più adatto per quella persona. Bruna, l'inserimento lavorativo può essere fatto da chiunque. Voi avete dei rapporti, una legislazione da rispettare per poter svolgere questo lavoro così importante? Allora diciamo sì, che sicuramente le normative ci sono. Un esempio molto importante è quello che è proprio alle mie spalle, è quello dell'inserimento lavorativo attraverso l'articolo 14, cioè le aziende profit hanno un obbligo di assunzione persone disabili in proporzione al numero di dipendenti. Per il 40% di questo fabbisogno loro possono, attraverso commesse affidate alla cooperativa sociale, ottemperare a quest'obbligo. Questo è un percorso virtuoso in tutti i sensi perché l'azienda ottempera all'obbligo che
in molti casi è difficilmente applicabile in azienda, difficilmente hanno una mansione adatta, hanno un ambiente in sicurezza, hanno la necessaria attenzione alla persona disabile. Noi invece l'inserimento lavorativo lo facciamo di mestiere e abbiamo la possibilità di accompagnare la persona a seconda della disabilità, creando per lui l'ambiente più adatto, dando gli ausili di cui ha bisogno, accompagnandolo e cercando di migliorare quelle che sono le potenzialità residue, e la persona disabile trova lavoro, perché molto spesso queste persone che arrivano dal collocamento mirato sono a casa da tantissimi anni e fanno difficoltà a trovare una sistemazione. In questo caso invece noi, attraverso la commessa che ci affida, in questo caso la Biofarma, possiamo inserire al lavoro moltissime persone. Questo significa anche una stabilizzazione di queste persone? Certo, sì, vengono assunte assolutamente e stabilizzate nel giro di 2 anni. Che mi pare importante, anche fosse richiesto da loro stessi e anche dalle famiglie. Importantissimo, significativo, molto spesso gravano, come dici tu, sulle famiglie e poi per ognuno di noi, no? Il lavoro è importante, la realizzazione personale passa attraverso il lavoro, quindi vediamo storie veramente significative e importanti. Presidente, Arte Libera è una cooperativa molto impegnata nell'inserimento lavorativo, però ha anche altre progettualità che riguardano l'inclusione e altri impegni. Uno di questi mi pare un bel progetto è quello di Fuori Onda. Brevemente ce lo può raccontare? Sì, nasce proprio dalle persone inserite qui da noi, inizialmente dal pensiero, conoscendo ognuna di loro la propria storia, al pensiero di come far passare loro il tempo libero. Spesso le persone hanno difficoltà, no? A ritrovarsi, a socializzare proprio. Quindi siamo partiti portando al mare i nostri ragazzi, i nostri soci lavoratori. Poi abbiamo capito che questa era una cosa bellissima da fare non solo per loro poi sono bravissimi con il passaparola a creare altre occasioni, e quindi sono ormai 10 anni che portiamo i ragazzi al mare d'estate piuttosto che in montagna, città d'arte, sagre paesane, mostre. Da pochi mesi è diventata un'associazione, quindi adesso si chiamerà proprio Associazione Fuori Onda. Quest'anno abbiamo portato fuori un centinaio di persone e attingiamo a una realtà di volontariato meravigliosa che ci sostiene, come le stesse aziende. Parlavamo prima proprio delle aziende, no? Degli imprenditori illuminati. Molti imprenditori ci aiutano non solo economicamente, o meglio non direttamente, acquistando banalmente l'ausilio che ci serve per portare i ragazzi al mare, ma finanziando proprio il soggiorno di qualcuno di loro. Cioè ci sono dei ragazzi che non riescono a sostenere la spesa per venire in vacanza, alcuni imprenditori sopperiscono a questo e pagano la retta per il ragazzo. Questo è un ulteriore passo che stiamo facendo, molto molto importante, molto interessante. Assessore Callari, qual è il rapporto che può esistere fra la Regione, l'amministrazione pubblica e la cooperazione sociale? Assolutamente un rapporto che deve essere sempre più stretto. Stiamo vivendo un periodo della nostra storia in cui il pubblico ha orientato le politiche del lavoro in una direzione che ci hanno lasciato sempre molto perplessi. Noi invece vogliamo riprendere un discorso che questa Regione anche in maniera molto positiva, qualunque sia stata l'amministrazione di questa Regione, ha sempre portato avanti, cioè dire il criterio dell'inclusività orientato al mondo del lavoro. Noi crediamo che il pubblico debba fare molto per cercare di stimolare l'ingresso delle persone svantaggiate all'interno, delle attività che la pubblica amministrazione in qualche modo stimola. Sarebbe sbagliato pensare di orientarci ad un modello assistenzialista. Noi siamo per un modello in cui le persone non vengono escluse, nemmeno dal punto di vista sociale, per cui lavoro e inclusione vanno di pari passo. D'altro canto anche le direttive europee parlano di questo, parlano della possibilità che esista sempre più un'inclusione sociale. Il governo lo ha fatto perché nel codice dei contratti ha fatto una norma che addirittura parla
della possibilità di fare degli appalti esclusivi per quelle cooperative che hanno al loro interno almeno il 30% di lavoratori disabili o comunque svantaggiati. Noi abbiamo recepito questa direttiva e presto con la centrale unica di committenza faremo in modo che questi contratti di appalti pubblici vengano orientati a questo specifico settore. Avvocato Gallo, qual è la situazione in breve legislativa dentro cui si muove la cooperazione sociale? Abbiamo all'interno di un ragionamento più generale proiettato una slide che faceva vedere le leggi regionali italiane e possiamo trarre alcune indicazioni importantissime. Quasi tutte le regioni, tranne la Sicilia, hanno una legge specifica sulla cooperazione sociale. 2, ci sono leggi ovviamente che hanno nel tempo avuto degli interventi, chiamiamoli di restyling, ma soprattutto leggi innovative e organiche. In queste leggi innovative ed organiche il legislatore regionale ha 1, riconosciuto il ruolo positivo della cooperazione sociale, 2, ha riconosciuto il ruolo positivo del rapporto tra pubbliche amministrazioni e cooperative sociali, 3, ha introdotto strumenti e modalità per sostenere questa relazione. L'auspicio quindi che questa giornata possa acquisire questa consapevolezza di eventualmente valutare di dare all'interno della regione Friuli Venezia Giulia una cornice innovativa che chiaramente è assolutamente degna di questa regione.